In questo video vi parlerò del rapporto che c'è tra l'abitudine tabagica e il rischio di avere aritmie cardiache. Trovate altri video simili a questi, in particolare sulla prevenzione delle aritmie cardiache, sui miei canali Facebook, YouTube e Instagram, Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto gli effetti del fumo di sigaretta sul sistema cardiovascolare e in particolare riguardo le aritmie e la fibrillazione atriale. Abbiamo visto che gli effetti collaterali del fumo di sigaretta, in particolare il rischio di ictus, di infarto, di insufficienza cardiaca, di ospedalizzazione e morte, possono essere ridotti al minimo se si smette quanto prima di fumare anche nelle età più avanzate.